Ma che cosa spinge un manager a cambiare vita e mollare tutto, licenziarsi e aprire un ristorante? Sicuramente la passione, non ci sono altre spiegazioni razionali per cui si possa fare una scelta di questo tipo e con questi impatti, quindi solo la passione e la voglia di realizzare un sogno. È curiosa questa cosa che sei un ligure, quindi un ligure che viene a fare cucina a Padova. Diciamo che io in Veneto sono venuto perché ho fatto un master nel 2004, poi mi sono fermato qui in Veneto con il precedente lavoro, mi sono appassionato di questa regione, di questo territorio e aprire un locale che cercasse di esprimere al meglio tutte le bellezze enogastronomiche che ci sono qui. Qua a Vinette siamo nella cantina, il vino del Veneto ti ha proprio conquistato. Devo dire di sì, per la sua ricchezza, per la sua varietà e soprattutto io sarà che ho anche comprato casa vicino ai colli e mi sono innamorato di questo territorio, molto spesso anche sottovalutato, e dove ci sono davvero decine di cantine che fanno un lavoro meraviglioso e che nel corso di questi anni hanno avuto un incremento qualitativo che viene ormai riconosciuto non solo a livello nazionale ma anche internazionale. È per l'amore del vino che hai chiamato questo ristorante Vinette? Eh sì, poi io sono anche sommelier, quindi c'è proprio una passione radicata per il vino, però volevo che non fosse solo vino e quindi in quella congiunzione, in quel let, c'è tutto quello che non è vino, che è il cibo. Vino e tutto il resto, cicchetti, cibo, birre, amari, artigianali, tutto quello che non è vino. Da Vinette, ciao Domingo, buongiorno Martino. Buongiorno Mattino.